Business model canvas, noi abbiamo dato che è un'altra espressione per matrice, non modello. Gli autori di questa maniera di affrontarlo, come dicevo, questi due svizzeri, Oscar e Clio, il testo si chiama Business Model Generation, partenza sempre, ma cosa è l'utilità offerta al cliente? Secondo passo, e chi sono i miei segmenti di clienti? Poi come costruisco le mie relazioni, come fornisco, nient'altro che canali commerciali, quali sono le mie fonti di introito, gemello dall'altro lato, quali sono le 5-7 voci di costo principali. Poi cosa sono le risorse chiave, il mattone, e cosa sono invece le attività chiave. E poi quali partner mi servono. E poi in bianco, e su questo lavoreremo. E fin qui la teoria. Adesso ho voluto costruire un caso esempio, dove vi chiedo a voi, ognuno di voi, di immedesimarmi in un ruolo di un altro operatore. Chi vorrebbe condividere col gruppo ampio quali sono le attività chiave definite? Partite voi. Positivo che per me è stato un momento di riflessione, l'aveva preannunciato Cristiano all'inizio, sicuramente è quel momento magari che distoglie un po' dalla quotidianità e quindi si è concentrato in più su queste cose e positivo insomma. Distrarsi dalla quotidianità significa creare una rottura con la routine e le rotture sono la condizione base per poter fare qualche deviazione e quindi creare qualche modo nuovo di ragionare, per cui io, come sa anche Cristiano, auspico sempre momenti così e auspico che siano sempre più allargati di quanto non lo siano oggi. Molto arricchente, è stata una giornata ricca di spunti, possibilità appunto di anche cercare in questi spunti una metodologia con cui affrontare anche quelle che saranno le sfide del futuro e quindi sicuramente è un'ottima opportunità. Mi è piaciuto molto perché è una cosa della quale sono convinto, questo ragionare sul rompere le regole, che poi non è una cosa dirompente, una cosa che serve a costruire, quindi rompi ma è per costruire, anzi è una costruzione la rottura delle regole. Ma io firmerei quello che ha detto il dottore, tale quale, parola per parola, valorizzando chiaramente il nostro tempo e potendo sperare di avere sempre la voglia di partecipare a questi incontri perché ci impara sempre qualcosa e poi oggigiorno lo credo importante per le relazioni, per cercare di rompere un po' la situazione.